Renato Bastasin, direttore di Confagricoltura Treviso e Belluno. Quella del Valdobbiadene è una zona conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il prosecco, ma non solo. Sì, non solo, diciamo che Valdobbiadene è un comune molto particolare, è conosciutissimo per il vino, soprattutto per il prosecco. Qua è nato e soprattutto qua nella parte storica siamo nel centro del Cartizze, quindi nella parte più pregiata, diciamo, delle zone del prosecco, però devo dire che Valdobbiadene, oltre ad avere il vino, ha anche delle belle stalle da vacche da latte, in particolare magari quella di Fabio, ma anche tante altre, quindi riesce a coniugare sia la parte viticola ma anche la parte zootecnica. Qual è, direttore, la consistenza economica, imprenditoriale delle aziende del territorio? Beh, qui in provincia di Treviso abbiamo circa 64.000 imprese iscritte alla locale Camera di Commercio. Di queste 64.000, voglio dire, ce ne sono 10.000 sotto forma societaria, che è un bel dato. Treviso non è solo vino, perché non è solo uva, ma ci sono anche tante altre realtà che occupano circa 18.000 occupati fra indipendenti e dipendenti, quindi una bella mole. Dobbiamo anche constatare un costante aumento di questi occupati. Devo dire che non c'è solo la vite, il vino, c'è il latte, ma ci sono anche altre eccellenze tipo i funghi e anche l'Alicchio Rosso di Treviso, nella parte bassa chiaramente della provincia, non quassù, ma voglio dire che è una punta di diamante della provincia. Anche altre realtà zootecniche, soprattutto da carne, ma anche magari conigli, cioè quindi Treviso non è solo, se devo dire, fare una fotografia di questa provincia, è una provincia molto variegata dal punto di vista agricolo. Quella di Fabio e quella anche di altre aziende è una storia anche legata alla modernità, alla tecnologia. Qual è quindi l'indirizzo che prende l'agricoltura moderna alla luce dell'attualità legata alla tecnologia e non solo? Sì, diciamo che l'azienda di Fabio è un esempio di un'azienda che va avanti, che è proiettata molto al futuro ed è estremamente positivo. Ragionare in un'azienda agricola, cioè in un'agricoltura vecchio stampo non è più possibile, cioè il discorso del valersi della manodopera, essere moderni, riuscire ad aggregare, riuscire a creare, ridurre soprattutto i costi in settori magari dove in marginalità sono inferiori è senz'altro importante. Poi una cosa importante è l'innovazione, considerato anche il discorso ecosostenibile. Se noi riusciamo a essere, diciamo, all'avanguardia su questo, siamo in un territorio dove ci sono tanti vigneti, il problema della sostenibilità dei trattamenti antiparassitari, tutte queste cose qui, chiaramente l'innovazione aiuta molto a rapportarci poi con l'opinione pubblica, a rapportarci con dei prodotti sostenibili. Quindi va bene la tutela delle caratterizzazioni dei prodotti, quindi la storicità dei prodotti, ma dobbiamo anche guardare sempre molto avanti. Se non guardiamo avanti non c'è un'agricoltura che ha futuro. Non è più l'agricoltura di un tempo, è un'agricoltura però che ha già nel DNA il cambiamento, cioè io vedo agricoltori che hanno già capito che la cosa deve cambiare.